onore a te, Nostra Signora della Disco Music, Donna Summer. E che fai? Una rassegna stampa senza manco un pezzo di Donna Summer quando faceva i dischi a Monaco di Baviera con Giorgio Moroder? No, l'abbiamo messo. MacArthur Park, 1978, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi. Giovedì 12 di giugno dell'anno del Signore 2025, sono da poco passate le 7:36 e noi cominciamo subito. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online, ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che sto sostituendo io, le pillole e molto altro ancora. Le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659. Se volete mandarci le vostre zappe, vi suggerirei anche di usare prevalentemente le zappe, perché oggi alle 9 abbiamo l'Europarlamento, qui Europarlamento con Anna Cisint, quindi sarà un intervento di circa 15 minuti, abbiamo poco spazio per le telefonate. Un'altra cosa che vi dico è che iniziamo immediatamente e iniziamo con Venti di guerra, signore e signori. Lasciate stare tutte le lucubrazioni. La realtà è questa qui. La BBC batte questa mattina che gli Stati Uniti evacueranno parzialmente l'ambasciata a Baghdad in Iraq dal momento che stanno aumentando le tensioni con l'Iran. Ma la notizia più importante che arriva dalla CBS, che è partner della BBC, è che Israele è pronto ad attaccare Teheran. Questa è la notizia, signore e signori. Che cosa dice la BBC? Dice che il personale non necessario in quelle dell'ambasciata americana a Baghdad e i loro dipendenti verranno evacuati dall'Iraq a causa di rischi per la sicurezza estremamente aumentati. Questo è quello che dicono fonti interne al governo americano. I funzionari non dicono esattamente che cosa ha spinto gli americani a ordinare questo ritiro, ma ieri è stato detto ai funzionari americani che Israele è pronta a lanciare un'operazione contro l'Iran. Questo è quello che riferisce la CBS, che è partner della BBC in America, citando dei funzionari che si occupano di questa vicenda. Viene anche aggiunto che questo fa parte, anche questo è parte del motivo per il quale gli americani avevano già emesso un avviso invitando tutti i cittadini di Stelle Strisce a lasciare la regione del Golfo e soprattutto gli Stati Uniti ritengono tra l'altro che l'Iran potrebbe, per vendetta in risposta all'attacco israeliano, colpire alcuni siti, alcune installazioni militari americane sul territorio iracheno. Naturalmente questo arriva dopo che i colloqui tra l'America e l'Iran a proposito del loro programma nucleare sembrano essersi fermate negli ultimi giorni. L'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff sta ancora pianificando di incontrare i funzionari di Teheran per il 6° giro di colloqui domenica prossima, però Witkoff incontrerà tra l'altro il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi a Mascate, dov'è Mascate? Mi pare che sia oddio, ma non mi ricordo. Un funzionario sempre degli Stati Uniti, del Dipartimento di Stato, ha detto alla BBC: stiamo seguendo costantemente la posizione più adeguata del nostro e il collocamento più adeguato del nostro personale in tutte le nostre ambasciate. Sulla base delle nostre ultime analisi abbiamo deciso di ridurre la dimensione della nostra missione diplomatica in Iraq. Trump ha parlato dell'Iran in un evento al Kennedy Center ieri notte, dicendo ai giornalisti che gli americani sono stati invitati a lasciare la regione del Golfo perché potrebbe diventare un posto pericoloso e vedremo che cosa succederà. Trump ha anche ripetuto che gli Stati Uniti non vogliono che l'Iran arrivi alla bomba atomica. Non permetteremo che accada una cosa del genere. Il presidente ha anche auspicato di poter firmare un accordo per impedire a Teheran lo sviluppo appunto della bomba atomica. Ha anche detto che però lui è sempre meno
fiducioso sul fatto che Teheran si fermerà dal processo di arricchimento dell'uranio, che è quello che serve appunto per costruire le supposte atomiche. All'inizio di questa settimana Trump aveva avuto anche una telefonata di 40 minuti molto tesa con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che da molto tempo spinge per l'intervento militare sull'Iran anziché l'approccio diplomatico. A questo punto non è molto chiaro, visto anche che si sono fermati i colloqui sul nucleare, non è chiaro quanto questo sia un sospetto americano o invece un avviso di un pericolo reale. Il ministro della difesa iraniano Aziz Nasiradeh comunque ha detto che se attaccato l'Iran colpirà le basi americane nella regione del Golfo, soprattutto se falliranno i colloqui sul nucleare, e se Trump ordinerà degli attacchi contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha anche approvato il fatto che le famiglie del personale militare americano nei paesi del Medio Oriente abbiano deciso di lasciare volontariamente la zona, incluso anche il Kuwait e il Bahrain. Quindi, come vedete, se ne stanno andando tutti, per cui sembra che la cosa si faccia, pare di capire da quello che dice la BBC. Tra l'altro, parlando davanti a una commissione del Congresso ieri sera, il Pentagono ha anche dichiarato di ritenere che ci sono un sacco di indicazioni che l'Iran si sta portando verso la costruzione di quello che sembrerebbe molto essere un ordigno nucleare. L'Iran dice che il suo programma di arricchimento dell'uranio è solo a scopo civile per la produzione di energia atomica e che non sta provando a costruire una bomba atomica. Mercoledì l'Organizzazione del Commercio Marittimo del Regno Unito, che fa parte della Marina britannica, ha emesso un avviso dicendo che le tensioni militari in aumento nell'area del Medio Oriente potrebbero colpire anche la navigazione. Il prezzo del petrolio, quando è arrivata la notizia del fatto che gli americani stessero evacuando l'area, è salito di oltre il 4%, questo perché naturalmente si teme che ci possano essere problemi in caso di guerra a proposito della fornitura di petrolio, e quindi di conseguenza è chiaro che ci ritroveremmo tutti la benzina a costi molto alti. Al momento in Iraq ci sono 2.500 soldati americani. Questo io vi dovevo, perché questa è la breaking news di stamattina, questo è quello che sta succedendo mentre io vi parlo alle 7:44 minuti e 3 secondi. Diamo un'occhiata adesso all'ANSA, sarà curato al Niguarda, il bambino Adam è arrivato da Gaza a Milano, il bimbo palestinese è l'unico superstite, la mamma grazie a Italia. Il governatore della Calabria Occhiuto indagato per corruzione, il report Unicef 80.000 lavoratori minorenni in Italia nel 2024, e poi addio a Brian Wilson, frontman dei Beach Boys, morto a 82 anni. Astronomia, ecco la luna piena più a sud dei prossimi 18 anni, che è apparsa estremamente bassa all'orizzonte, l'ANSA pubblica un po' di foto. Il verdetto: Weinstein colpevole di aggressione, stallo sullo stupro, risse in camera di consiglio, il giudice manda a casa la giuria. Il produttore hollywoodiano che insomma aveva l'abitudine di chiedere passaggi in natura alle attrici, uno stupratore seriale e un gran porco, diciamolo pure. Andiamo a vedere adesso i quotidiani di stamattina, quali sono i temi, al di là di quello che sta per succedere nel Golfo o che potrebbe succedere nel Golfo. Matteo Salvini di nuovo a tutto campo, che rintuzza di nuovo Tajani e specifica che la pace fiscale comunque ci sarà entro l'anno e verrà inclusa dentro la finanziaria. Giorgetti ci sta lavorando. L'eutanasia in Toscana, quindi con tutto ciò che riguarda a livello nazionale. Il colloquio, l'accordo Trump-Cina con su dazi e terre rare. Oggi sono 2 anni senza Silvio Berlusconi, che viene ricordato. La questione di Los Angeles con gli italiani deportati, che è tutta una bufala.
smentita dal ministro Tajani. La morte del povero Doretto, scusate, campione friulano del rally. Il terzo mandato, gli Euro 5 che con l'emendamento della Lega hanno davanti a sé un altro anno di respiro, ma già ci sono problemi per quanto riguarda l'acquisto di auto usate. Vedremo che cosa scrive La Verità. Lo IOR, i cui conti vanno molto bene, e poi chiuderemo con un po' di cabaret. A Mestre, in un'azienda, hanno messo le docce, così i colleghi si possono lavare nel caso in cui gli effluvi non fossero propriamente al Gelsomino. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, piano accoglienza, il fatto, l'accordo durerà 2 anni, è ispirato ai corridoi umanitari. Zuppi, le persone non sono numeri, protocollo d'intesa CEI-Viminale per l'inclusione dei migranti che ne hanno diritto. UNHCR, profughi raddoppiati in 10 anni, il Sudan supera la Siria per i movimenti interni. Sui dazi sia alla Cina, Stati Uniti, gli scontri si espandono a est, Medio Oriente, Gaza, Pizzaballa, la situazione è catastrofica, i piccoli in Italia. Di spalla, il primo suicidio per legge, ma le cure sono un diritto. Toscana, Daniele Pieroni ha sfruttato la norma regionale, lo giudice amarezza. Fotonotizia, centropagina, maltrattamenti in 5 anni, aumento del 58%, troppi bambini offesi in famiglia. L'appello di Zuppi, carceri per il giubileo, un gesto di clemenza, e legge 40, 20 anni oltre il referendum sulla fecondazione assistita, quando fu la CEI a dire ai cittadini andate al mare. Corriere della Sera, mitico Corrierone, Stati Uniti, la rivolta dilaga, arresti di massa, coprifuoco a Los Angeles, caos in Texas, Tajani, nessun italiano a Guantanamo. Dazi, l'accordo tra USA e Cina, Trump, le nostre tariffe al 55%, le loro al 10%. Di spalla, Occhiuto rivela in un video, sono indagato per corruzione. Toscana, primo suicidio assistito dopo la legge, scintille tra Tajani e Salvini sul terzo mandato. Giuseppe Conte che dice ora un nuovo modello di referendum propositivo, vuole anche abbassare il quorum al 33%, per fare questo ci vuole una modifica costituzionale, campa cavallo che l'erba cresce. Fotonotizia a centropagina, in Polonia Matteo Doretto contro un albero nei test pre-gara, muore a 21 anni, la promessa del rally. Il Fatto Quotidiano, effetto Trump, il documento per il summit dell'alleanza, russi non più aggressori, addio NATO per l'Ucraina. Avevano scherzato, inversione di rotta sul sostegno a Kiev, spariscono i 40 miliardi di armi. Mosca resta minaccia ma senza la solita condanna. Colpite Kiev, Dnipro, Kharkiv, Odessa, avanzata russa, record di droni su tutta l'Ucraina. Scambio di prigionieri, sia morti sia feriti. Testo della riforma, il nuovo calcio, torna l'azzardo con i suoi sponsor, e poi l'ultima da Garlasco, Chiara uccisa da 2 assassini con 2 armi. Tra poco verrà fuori l'ennesima teoria che Chiara si è ammazzata da sola. Il Giornale, eccoci qua, eutanasia, primo caso in Italia, suicidio assistito in Toscana, nel paese lo chiedono in 500. Di spalla, inno alla cittadinanza, se la sinistra scopre il leghista in sé e quindi vota no al referendum. Anniversario, l'intervista, Marina, i 2 anni senza papà, la primogenita di Silvio Berlusconi, la giustizia è una priorità, l'intervista del direttore del Giornale Alessandro Sallusti. PIL, Meloni rivendica la crescita, meglio di Parigi e Berlino, fotonotizie anche qui, Doretto aveva 21 anni, Polonia, tragedia a rallye, muore il campione junior. Il Tempo, anche stamattina un grande titolo dal Tempo, signore e signori. E ora Elia il battiquorum, bellissimo, sulla carta millimetrata dell'elettrocardiogramma. La resa dei conti nel PD dopo il flop del referendum. Fra i Dem cresce la fronda anti-Schlein, ora la segretaria vuole il congresso, ma i riformisti si riorganizzano e rispunta Ruffini coi comitati. Di spalla, il nodo regionali, terzo mandato, pressing Fratelli d'Italia e Lega, ma Forza Italia non ci sta e rilancia. Sul tavolo c'è il sindaco di Milano. Ancora lo storico braccio destro del CAV, Letta, i miei 2 anni senza Silvio, la difficile eredità di Berlusconi, ne scrive Luigi Bisignani. Sempre Garlasco, il giallo delle impronte sul computer, quel suggerimento del PM a Sempio, il sempre l'Islam, il caso Corani in Ateneo, pioggia di soldi UE per promuovere l'Islam in università,
Scandalo migranti, permesso di soggiorno a 10.000 euro col click day, la rivincita di Meloni, non facevo propaganda. Sui dazi Cina e USA trovano l'intesa, ma i mercati restano incerti. E poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, lo IORF e il boom di utili, al Papa vanno 13 milioni di euro. C'è Mattarella seduto al tavolo che parla con Leone XIV. Santità, ci sarebbe sempre quel conticino del licida saldà. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Trump schiera i Marines, migranti, si estende la protesta negli Stati Uniti, la Casa Bianca avanti con le deportazioni, accordo con la Cina sui dazi, dietro front sulle tariffe, nell'intesa terre rare visti per studenti, il dossier del governo, 113 miliardi per le spese militari al 5% del PIL. Primo suicidio assistito con la legge della Toscana. Adam è a Milano, accolto dai medici, così lo cureremo. La nazionale allo sbando, specchio dell'Italia. E poi addio a Brian Wilson, il genio dei Beach Boys. La Stampa. Trump, animale chi protesta. Alla Casa Bianca, continueremo le deportazioni di massa, ce lo chiede l'America. Oggi telefonata tra Tajani e Rubio. Coprifuoco e raffica d'arresti. 2 italiani già rimpatriati. Bufera sui rinchiusi a Guantanamo. La speranza di Adam, eccolo qui, il ragazzino di 11 anni ferito a Gaza, arrivato in Italia con la mamma, sarà operato a Milano. Un'intervista alla russa, giusto dire sì al fine vita, carceri più sconti nella detenzione. La verità è incredibile, insistono coi migranti, basta con i negazionisti del rapporto tra invasione e criminalità. L'analisi dei flussi, sia alla cittadinanza facile, arrivano dalle ZTL dove vive la sinistra della politica e dell'informazione, al riparo dai problemi causati dagli stranieri. Infatti, malgrado la sconfitta, tornano alla carica. Guidati dalla Salis, fanculo la bianchezza. E il perdente Landini si vendica sugli statali, ancora un no ad aumenti per 20 miliardi. Il lapsus, discrezionalità delle Camere, la consulta soffre il freno ai superpoteri. Fotonotizia centropagina, reprimere devastazioni pro clandestini violenti per i Dem e attentato alla democrazia, scrive implacabilmente Francesco Borgonovo. Il blocco delle Euro 5 sconvolgerà il mercato, gli addetti ai lavori fanno i conti, per l'usato che può circolare rincari del 38%, per le auto più vecchie un crollo. I concessionari, le famiglie non hanno abbastanza soldi. Pronto l'emendamento della Lega, rinvio al 2026. Ex assessore indagata per sequestro di persona, femminista storica bolognese accusata di aver aiutato a sottrarre una bimba al padre. E poi il libro J'accuse di Luca Ricolfi, così stampa, medici, OMS hanno tradito la scienza in pandemia. Libero, intervista al vice premier, tasse, migranti, governo, parla Salvini, rateizzazione delle cartelle, taglio dell'IRPEF sono complementari. Facciamo entrambi. Cittadinanza facile? Perfino chi vota a sinistra dice di no. Nessuna tensione con gli alleati. Dopo il flop al referendum, i compagni fanno il tifo per le rivolte degli stranieri. Il nodo immigrazione, lo spettacolare suicidio dei democratici USA, ne scrive Daniele Capezzone, ma quali deportazioni? La balla degli italiani spediti a Guantanamo. Fotonotizia a centropagina, il nuovo nemico dei progressisti, eccolo qua. Troppi zuccheri, una proposta di legge per limitarne il consumo. Il PD è andato in crisi di zuccheri. Israele sta per attaccare l'Iran e questi parlano delle zollette di zucchero. Vertici non all'altezza, ma almeno si va verso Gattuso. Caos azzurri, la FIGC ha sbagliato tutto, assurdi i tempi dell'esonero di Spalletti, pasticci in serie sul nuovo CT. Sono andato troppo oltre. Alla fine Musk chiede scusa a Donald. E poi Deborah Bergamini scrive al Libero: 2 anni fa la morte del capo, il modello vincente resta quello di Silvio. Andiamo a vedere adesso i quotidiani economici. Prima andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia, eccolo qui, UPB, crescita moderata, molte incertezze, rischi per la mancata attuazione del PNRR. L'ufficio parlamentare di bilancio ha illustrato le prospettive su economia e finanza pubblica. Povertà, rifiuti, sanità, Schifani affronta le 3 emergenze dell'isola, dalle misure per i meno abbienti fino ai termovalorizzatori e alle liste d'attesa, il presidente della regione a tutto tondo. Andiamo ora su Italia Oggi, diesel Euro 5, un anno in più, ecco qua,
Emendamento della Lega al DL Infrastrutture consente alle regioni di evitare blocchi, anche oltre la proroga, i comuni obbligati a censire tutti gli autovelox o a spegnerli. Sentite che buon profumo, eh? Ve lo ripeto, i comuni obbligati a censire tutti gli autovelox o a spegnerli. Che goduria. Gli USA non hanno più i mezzi per stabilizzare il mondo, così chiedono soldi all'UE. Poi ancora abbiamo la contabilità per l'OIC 30, ora i bilanci intermedi vanno redatti utilizzando gli stessi criteri adottati in sede di bilancio d'esercizio. Poi ci sono anch'io, rivoluzione cinese, in commercio le batterie al sodio tratto dal sale al posto di quelle al litio, ve ne parlavo qualche giorno fa a Zoom. Andiamo a vedere adesso che cosa scrive l'implacabile Pierluigi Magnaschi nel suo Diritto e Rovescio. 2 giorni fa agli Stati Generali dei Commercialisti il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha promesso la riduzione dell'IRPEF sul ceto medio. Subito dopo il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto che il taglio non è imminente. Ma quale partito negli ultimi decenni non ha promesso la riduzione delle imposte? Eppure la pressione fiscale, invece di diminuire, continua a crescere. Ora è arrivata al 42,6%, tanto da posizionare l'Italia al terzo posto tra tutti i paesi OCSE. Non facciamoci illusioni, le tasse non caleranno finché non si taglierà la spesa pubblica, che però è lo strumento principale che permette alla politica di comprare e gestire il consenso. Più spesa significa voti e più potere, e nessun politico può rinunciarci, ma significa anche più tasse, più debito pubblico, più interessi sul debito, meno competitività del sistema paese. È un circolo vizioso, non se ne esce. Va bene, sono che ore è? Le 7:57, allora noi ci avviamo, diamo anche un'occhiata ai quotidiani locali. Brescia oggi, il Brescia nel mirino della procura, Cellino indagato per reati tributari. Corriere del Mezzogiorno alla Campania, ambiente, il porto avvelenato dalle navi. Corriere del Mezzogiorno Puglia, mare, la stagione dei lidi parte forte, più 30%, ma Puglia da primato anche per i costi. Corriere del Trentino, turismo, gli arabi scoprono il lago di Garda. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, sanità, azzerata l'attesa per le visite urgenti. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, femminicidio di Cene, Elena vittima di una società malata, il suo martirio non sia vano. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, emergenza abitativa in città, 500 case comunali sfitte. Corriere della Sera, Dorso di Milano, mobilità M5, extra costi per 589 milioni. Corriere della Sera, Dorso di Roma, clima caldo da record, scatta l'allarme. Corriere Torino, modello Caivano e lotta al degrado nelle periferie. Corriere dell'Alto Adige, Correrati, il mio piano mobilità. Corriere di Bologna, 1 Bianca, le nuove piste. Corriere Fiorentino, la Toscana, fine vita, la scelta del poeta Pieroni. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, Riccione, travolto e ucciso a 55 anni da un pirata della strada. La Gazzetta di Modena, Alice, l'accusa chiede 30 anni, ma il marito assolve Galul. Il Giornale di Brescia, l'export bresciano resta al palo. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, cronaca, banda del rame a Borghetto, ennesima razzia in un cimitero. Fate schifo andare a rubare ai morti, fate schifo. Il Giornale di Milano, stop agli Euro 5, pronto il rinvio. Il Piccolo di Trieste, Lisa canterà sulla Palinuro, la nave della Marina Militare Italiana. Il secolo XIX, lavoro, le scelte dei giovani. La Gazzetta del Mezzogiorno, nubi sulla regione. La nuova di Venezia e Mestre, plateatici e scontro in arrivo le diffide. La Prealpina, colpi di pistola fuori dal locale. L'indagine agguata ai bodyguard in passamontagna, sospetti su un trapper. La provincia di Como, prof alle medie di Appiano, in carcere per omicidio. La provincia di Cremona, più uomini, più sicurezza. La provincia di Lecco, hub dei bus, arrivano i fondi, 14 milioni per il via dei lavori. La provincia di Sondrio, grandi frane sorvegliate, Delebbio nella lista regionale. E poi chiudiamo con la Repubblica Palermo, crisi idrica e già emergenza, negli invasi 1/3 dell'acqua. Champagne, sono le 8 e noi ci prendiamo una brevissima pausa e ci ascoltiamo Valeria Rossi, 3 parole del 2001, a tra poco.
c'è solo una cura, io so che lo sai, è una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi, sei il tuo guaritore, sei nel tuo mondo, dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare, stavolta non farlo scappare. Sono le istruzioni per muovere le mani, non siamo mai così vicini. Parla a voce bassa, spiegami che vuoi, sai ne è pieno il mondo di mali come i tuoi. Slacciati la faccia, arrabbia gatto che gioca con la buccia e gira in tondo. Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare, stavolta non farlo scappare. Sono le istruzioni per muovere le mani, non siamo mai così vicini. Tra la terra e il cielo, in mezzo ci sei te, a volte solo un velo, un giorno un fulmine. Sei dato, avuto, avrai, oggi è già piovuto, dove sei? Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare, stavolta non farlo scappare. Sono le istruzioni per muovere le mani, non siamo mai così vicini. Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare, stavolta non farlo scappare. Sono le istruzioni per muovere le mani, non siamo mai così vicini. Oh, che ora si è fatta? Vediamo un po', le 8, 4 minuti e 26 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Scusate. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, bella gente, cominciamo con l'intervista che Matteo Salvini ha rilasciato stamattina a Libero. Cittadinanza facile? Anche la sinistra dice di no. I piani del vice premier: stiamo lavorando per aggiornare il permesso di soggiorno a punti. Con gli alleati di governo non c'è nessuna tensione. Per noi la priorità è la pace fiscale. E allora, intervistato da Fabio Rubini, il vice premier viene prima di tutto punzecchiato sullo Ius Scholae. Dice: a ritirare in ballo lo Ius Scholae è stata Forza Italia. Ne è sorpreso? Sì, come tutti, ma non ne faccio un dramma. Ci sta che in una coalizione ci siano sensibilità diverse. Nel merito, comunque, il fallimentare referendum voluto dalla sinistra ha messo in luce che perfino chi vota a sinistra non vuole la cittadinanza facile. La gente ci ha votato e ci dà fiducia perché vuole più sicurezza, più controlli a difesa dei confini, non per dare più cittadinanza e più in fretta. Anzi, come Lega stiamo lavorando per aggiornare il permesso di soggiorno a punti, per revocarlo a chi, per esempio, commette reati o infrazioni, tradendo la fiducia che l'Italia ha concesso loro.
Secondo lei, perché Tajani insiste su quella strada, cioè sullo Ius Scholae? Non saprei. Vedo sui social che se lo domandano anche molti elettori di Forza Italia. A me comunque sta a cuore la compattezza e l'unione del centrodestra e del governo. Quindi non ne faccio un dramma. E per me la vicenda si chiude qui. In tema di sicurezza, come Lega stiamo lavorando per arrivare ad altri risultati. Pensa alla sperimentazione della castrazione chimica per rendere innocui stupratori e pedofili, piuttosto che ad aumentare l'uso del taser, la pistola elettrica, a tutte le forze dell'ordine. Un altro tema sul quale Forza Italia sembra cercare lo strappo col resto del governo è quello delle tasse. Anche qui non le pare strano che il partito che fu di Silvio Berlusconi alzi le barricate su temi importanti quali la rottamazione alla pace fiscale? Escludo che qualcuno possa dirsi contrario a dare un aiuto concreto a milioni di italiani in difficoltà, partite IVA, professionisti, artigiani e commercianti, dipendenti e pensionati che non riescono a pagare tutto il dovuto perché hanno attraversato o stanno vivendo un periodo di difficoltà economica. Questa è la pace fiscale che la Lega rivendica orgogliosamente come punto qualificante di un programma di governo che è stato sottoscritto da tutti gli alleati. Quindi, se l'obiettivo è tagliare le tasse, ognuno è libero di proporre la sua ricetta, non c'è nessun derby tra la rateizzazione delle cartelle fiscali e il taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Le due misure sono complementari. Anzi, i soldi che si incasseranno grazie alla rottamazione, 120 rate uguali da saldare in 10 anni senza sanzioni e interessi, serviranno negli anni a rendere strutturale il taglio delle tasse. La rateizzazione delle cartelle proposta dalla Lega può liberare gli italiani da 23 milioni di cartelle esattoriali. Capite la rivoluzione? Il ministro Giorgetti l'ha confermato. Entro l'anno questo impegno può diventare realtà. Salvini, proviamo a sgomberare il campo dai dubbi. La pace fiscale è una sanatoria per i furbetti che non hanno pagato le tasse? Assolutamente no. Siamo il governo che può rivendicare risultati nella lotta all'evasione da record, altro che gli aiutini ai furbetti. La pace fiscale si rivolge invece ai cittadini che hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi, ma poi non sono riusciti a pagare tutte le tasse in tempo. Non parliamo di furbetti o milionari, ma di milioni di contribuenti onesti che hanno avuto un problema sul lavoro, in azienda, in famiglia, magari anche un problema di salute. Basterebbe leggere con attenzione gli ultimi dati forniti dal direttore dell'Agenzia delle Entrate in Parlamento. Gli italiani che hanno debiti col fisco sono oltre 22 milioni. Vogliamo sostenere che ci sono più di 20 milioni di evasori fiscali in Italia? Io mi rifiuto. Preferisco rivolgermi a loro per quello che sono, cittadini che non sono riusciti a pagare perché in difficoltà e dunque vanno aiutati. Il 43% di questi 22 milioni di contribuenti ha debiti sotto i 1.000 euro. Non mi pare si possa dire che nascondano tesori all'estero da qualche parte in Italia. Allo Stato conviene far finta che non esistano, non incassando nulla, oppure risolvere una volta per tutte il problema. La Lega non ha dubbi, la concretezza prima di tutto. Anche sul terzo mandato Forza Italia si è messa di traverso. Eppure Fratelli d'Italia si è resa disponibile a discutere la questione assieme alle regioni e ai comuni che si sono uniti alla richiesta di rivedere la norma. Apprezzo l'apertura degli amici di Fratelli d'Italia e spero di tutti. Lo sosteniamo da sempre, è giusto che siano i cittadini a scegliere se confermare o mandare a casa un buon sindaco o un buon governatore. Alla luce di tutti questi distinguo degli azzurri, sinceramente, come sono i rapporti tra la Lega e Forza Italia? Queste impuntature possono influire sul governo? Nessun problema e nessun rallentamento sul nostro lavoro quotidiano. Arriveremo compatti alle elezioni del 27 per vincere anche quelle e portare a termine tanti progetti. Pensi che fra il 2032 e il 33 finiranno i lavori sulla TAV, sul Brennero, su tante linee di metropolitana da Torino a Roma, sul ponte sullo stretto. Insieme tutto è possibile. Gli elettori di centrodestra non amano divisioni, liti o spostamenti a sinistra. In questi giorni ci sono due temi che stanno animando il dibattito politico: lo stop agli Euro 5 e le questioni legate all'agrivoltaico. La sinistra accusa il governo, oppure si tratta di eurofollie volute e votate proprio dalla sinistra? A che punto siamo con le leggi che dovrebbero stopparle? Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5, che danneggerebbe 1 milione di lavoratori nella pianura padana e in futuro fino a 7 milioni di italiani in tutto il paese, per fare contente Ursula e Greta. La Lega ha presentato un emendamento ad hoc al decreto infrastrutture. A livello europeo continuiamo a credere che il Green Deal andrebbe abolito.
sta solo aumentando l'inquinamento a livello globale, con Cina e India che bruciano carbone e aumentano le emissioni e chiudendo le fabbriche in Europa. Parliamo di politica estera. La guerra in Ucraina non sembra prossima alla fine. Lei che visione ha? Confidiamo che la saggezza di Papa Leone XIV e lo sforzo di Trump possano portare alla pace. Anni di sanzioni alla Russia non hanno prodotto i risultati sperati. Non credo che un esercito europeo possa avvicinare la pace. L'approvazione finale del decreto sicurezza è stata una grande vittoria per la Lega. È l'ennesima promessa mantenuta, un provvedimento fortemente voluto dalla Lega che inasprisce le pene per le bosseggiatrici che sfruttano i figli, per chi aggredisce le donne e gli uomini in divisa, per chi occupa abusivamente le case. Grazie al decreto, ora sgomberi lampo e più tutele per le forze dell'ordine, ed è solo l'inizio. Ieri si è riunito il Consiglio federale. Com'è andata? Molto bene, la Lega è in salute, conta più di 500 sindaci in tutta Italia. Abbiamo fatto un'analisi della situazione politica, confermando l'importanza di portare a casa la pace fiscale per averla operativa con la legge del bilancio da inizio 2026. Piena sintonia tra parlamentari, governatori, vice segretari e il 21 settembre torneremo a Pontida. Ministro, Libero compie 25 anni, tra parentesi, auguri ai colleghi di Libero. E lei che è anche giornalista, ce li fa gli auguri? La vostra è una straordinaria storia di coraggio giornalistico contro politicamente corretto e mainstream. C'è bisogno di voi e del vostro lavoro. Vi auguro 1000 altri compleanni, sempre controcorrente. Questo è quello che ha detto Matteo Salvini, però naturalmente l'amaretta nel governo prosegue, anche se lui butta l'acqua sul fuoco. E vi porto qui a dare un'occhiatina a quelli che sono, diciamo così, gli assetti, gli equilibri delle forze in campo. Fratelli d'Italia, siamo sul tempo, ne scrive il collega Edoardo Romagnoli. Fratelli d'Italia e Lega spingono per il terzo mandato, Forza Italia chiede Milano. E il capoluogo lombardo la pedina per convincere gli azzurri ad aprire sui governatori. Tajani resta freddo, volontà popolare? Anche Hitler e Mussolini furono eletti. Battuta abbastanza infelice, direi. Tra Lega e Forza Italia dire che le posizioni sul tema appunto del terzo mandato sono agli antipodi è un eufemismo. Gli azzurri sono convintamente dalla parte del no, nonostante la settimana scorsa sembravano esserci aperture da parte di Tajani e Gasparri. Aperture che nel corso dei giorni sono scemate. Il ministro degli esteri 3 giorni fa aveva dichiarato: siamo pronti a discutere, ma la nostra posizione è di contrarietà. Della serie discutiamone pure, ma tanto noi abbiamo già deciso per il no. In un'intervista su questo giornale aveva poi spiegato il motivo. I governatori nei territori hanno più poteri del premier e con 3 mandati si rischiano incrostazioni di potere poderose. Ieri Tajani ha replicato alla tesi di chi sostiene che i 3 mandati siano un modo per dare la voce alla volontà popolare, spiegando come anche Hitler e Mussolini avevano vinto le elezioni. Non è questo il ragionamento. E pensare che furono i primi a sostenere il terzo mandato quando Formigoni dominava la Lombardia e Galanni il Veneto. Ci sarebbe però un modo per far sì che gli azzurri tornino sui loro passi: concedere a Forza Italia il sindaco di Milano. Sì, perché alla fine la discussione sul terzo mandato, senza riempire le caselle coi nomi dei candidati, lascia il tempo che trova. E così Forza Italia vorrebbe individuare un civico da candidare nel capoluogo lombardo in tandem con Azione. Una sorta di Albertini bis. In questo modo potrebbero frenare il treno, partito in anticipo, di La Russa e Lupi. D'altronde le caselle al nord sono tutte occupate, con la Lega che si prenderebbe Veneto e Friuli, oltre a tenersi Trento e Fratelli d'Italia che prenderebbe la Lombardia. È chiaro che, oltre alle poltrone dei sindaci non rimane molto altro sul piatto per Forza Italia. E non è un caso se dopo il sindaco di Milano abbiano provato a piazzare Tosi a Verona, nome troppo sgradito alla Lega per dare il via libera. Per Salvini bisogna accelerare, anzi ci doveva essere già stato il tavolo di maggioranza per discutere e individuare i nomi da mettere in campo alle prossime regionali. Il leader del Carroccio, alle prese con il Consiglio federale, ha apprezzato l'ennesima apertura dei Fratelli d'Italia, ma nella Lega Lombarda c'è chi non ha apprezzato la strategia del capitano. Ieri Romeo, mentre si discuteva di terzo mandato, ha preferito lasciare il parlamentino leghista. O aveva altri impegni o non ha gradito la scelta di lasciare Milano a Forza Italia pur di trovare una quadra su Veneto e Friuli. Se però Fratelli d'Italia e Lega vogliono portare a casa il terzo mandato, lo devono fare in tempi brevi.
E per riuscirci il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Malan ha proposto il blitz, facciamo un decreto. Idea cassata dai leghisti, no? Il decreto non si può fare, il Colle ce lo boccerebbe. Il fatto è che se la maggioranza dovesse seguire un iter normale attraverso i meandri del Parlamento, rischierebbe di arrivare troppo in ritardo all'appuntamento con le regionali. Vedete che nodo gordiano c'è da sciogliere, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Ok, abbiamo parlato anche di questo. Prima di passare a parlare delle vetture Euro 5, sono arrivate le vostre zappe che con molto gusto io vado a leggervi. A proposito, io non ho salutato, mi cospargo il capo di cenere, buongiorno e buon lavoro, caro Simone, mio pescatore di magiche onde, grazie davvero sempre per il tuo lavoro. Allora, ecco qui, bravissima e bellissima Donna Summer, però diciamo anche grande Giorgio Moroder, la voglia. Grazie anche a te Antonino che fai ascoltare questi grandi pezzi, grazie a te che ci metti le orecchie, se no io a chi li mando. Adoro le splendide canzoni anni 70-80 che mi fai sentire, quella di Donna Summer stamattina mi ha fatto venire i brividi, grazie, prego. Salve Antonino, ciao Francesco. A me sembra che Trump non faccia altro che buttare benzina sul fuoco, perché se la cosa era circoscritta a Los Angeles, ora si sta allargando a altre parti degli USA. Mi chiedo cosa voglia dimostrare. Comincio a chiedermelo anch'io. Ciao Mario, buongiorno Antonino. Ma Tajani non ha altro da fare che continuare a contrastare ogni proposta della Lega? Faccia delle proposte di legge credibili e la smetta con lo ius scholae e robe del genere, ampiamente bocciate dalla popolazione. Ancora Walter, ciao Walter, visto che le ZTL vogliono nuovi cittadini, spendiamo soldi per acquistare appartamenti nel bosco verticale e similari e mettiamoci i poveri profughi. Vedi come cambia l'aria. Ma sono d'accordo perché qualche anno fa, se vi ricordate, Capalbio disse di no, volevano farci credo un centro profughi lì vicino. E Capalbio, lo sapete, la spiaggetta che voi poveri non vi potete permettere, perché è la spiaggetta radical chic, è la spiaggetta della sinistra. E ora scusate, è giunto il momento del mio Don Perignon del mattino. Poveri, puzzate pure. Cioè, scusate, ogni tanto viene fuori questo momento vagamente progressista. Allora, salutiamo gli amici progressisti che ci stanno ascoltando. Andiamo a vedere la storia dell'Euro 5. Voi brutti sporchi inquinatori, ecco qua, io più inquinatore di voi perché io Euro 2, quindi ciao. Eccolo qua, la verità, ambiente e povertà, blocco Euro 5, per l'usato rincari del 38%, la Feder Carrozzieri, i prezzi delle macchine di seconda mano non coinvolte dai divieti schizzeranno, i concessionari, le vendite rimarranno ferme, in tanti non hanno i soldi per un nuovo veicolo, emendamento della Lega per rinviare la norma di un anno. Cosa succede appunto? Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha lanciato messaggi rassicuranti sul blocco appunto dell'Euro 5, dicendo che il governo è al lavoro per disinnescare questa mina e infatti lo ha ribadito anche nell'intervista a Libero. Un emendamento della Lega al decreto infrastrutture presentato ieri prevede lo slittamento di un anno al 31 ottobre del 26 del blocco, offrendo la possibilità alle regioni di evitarlo anche successivamente. L'obiettivo è duplice: da una parte tutelare le famiglie che rischiano di restare senza macchina, dall'altra rispettare l'autonomia delle regioni. Un eventuale ritardo del blocco, aggiunge il testo leghista, dovrà essere accompagnato da misure compensative di tutela dell'ambiente, come per esempio l'efficientamento energetico degli edifici o l'incremento del verde pubblico. Nel frattempo, al netto di qualsiasi intervento governativo, si può azzardare la stima di quanto verrà a costare questa ennesima follia ecologista. Il presidente di Feder Carrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, Davide Galli, parla alla verità di uno tsunami sul mercato dell'auto, di rincari stellari, soprattutto sull'usato. Col divieto alla circolazione delle Euro 5, il settore del second hand si andrà a restringere mentre aumenterà la domanda.
un meccanismo che farà decollare i prezzi di un 30-38%. Al tempo stesso ci sarà una svalutazione del parco circolante del 30%, con punte del 40% nelle regioni dove i veicoli sono più vetusti, perché usciranno irrimediabilmente fuori mercato. Pensa al meridione, a Puglia, Calabria, Campania, ma anche a certe aree del Lazio. Una perdita di valore è già avvenuta in passato quando sono stati introdotti i catalizzatori, ma non con un obbligo di legge. Allora eravamo a cavallo degli anni 90, si ebbe una svalutazione di oltre il 20%, ma ripeto che fu un processo graduale, non imposto. Quindi ora mi aspetto percentuali maggiori. Galli chiede polemico che ne sarà di queste vetture da rottamare. È un problema di cui nessuno parla, ma temo che si ammasseranno nei parchi degli sfasciacarrozze con gravi rischi per l'ambiente. Forse gli unici a guadagnare da questa operazione saranno i comuni. A Bologna sono già state installate le telecamere per intercettare i trasgressori e mi aspetto un aumento del bollino annuale per la circolazione di auto datate. Un escamotage con cui ciò che inquina otterrà una sorta di lasciapassare, diventando improvvisamente ecologico, con grande vantaggio per le casse comunali. Un po' come con gli autovelox. Guardate, in questo paese dal 1977, e qualcuno di voi che ha la patente da un po' di tempo se lo ricorderà, in cui la soluzione è sempre quella. Vabbè, tu inquini, sei brutto, sei un porco, fai schifo, se paghi vieni purificato. Ve lo ricordate il superbollo del diesel? Ve lo ricordate? Ecco, nel 1977 il superbollo del diesel venne giustificato dalla Corte Costituzionale perché alla fine, siccome la macchina a nafta inquinava più di quella a benzina, allora era giusto tassarla e colpirla. Però una volta che avevi pagato il superbollo, che poi negli anni 90 è diventato carbon tax, perché superbollo E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo sei, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità.
sottolineo se all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Ecco, vedete, uno non fa tempo a parlare del superbollo del diesel che gli cade la corrente, va via la corrente e di conseguenza non può proseguire la rassegna stampa. Ma siccome noi non siamo gente che si arrende, la rassegna stampa prosegue serenamente. Eccoci qua. Allora, vi stavo dicendo, insomma, il concetto è sempre quello del superbollo. Se tu inquini, paghi e te la scampi. Come sempre è stato in Italia dal 77 in poi, quando pagavate il superbollo. Ve lo ricordate quando avevate la Record 2100 diesel o la 2003 o la 132 2005 diesel? Ve le ricordate? Il motore Sofim, quello fatto a Foggia, 72 cavalli il 2005 e 60 il 2000. Che tempi, quando le auto avevano la gobba sul cofano. Va bene. Dopo questo momento nostalgia di Amarcord sulla trazione diesel, perché il diesel, lo sappiamo, è la giusta propulsione per la nuova situazione, come cantava l'immenso Eugenio Finardi, noi adesso proseguiamo la nostra trasmissione. Benissimo, vi abbiamo parlato di tutto questo. Allora, vediamo un po' che cosa c'è come zappe. Patrizio da Brescia, ciao Patrizio, buongiorno. Purtroppo per Forza Italia l'unica strategia che persegue è diventare il secondo forno. Presto si accorderanno con Calenda e Lupi per negoziare chi riconoscerà gli organigrammi più interessanti. Saluti, Patrizio da Brescia. Ancora, Walter, hai avuto un attacco di aporofobia? Come antidoto il Dom Perignon non è male. Beh, mi pare chiaro, cavo. E poi stasera tutti quanti dal Giangi a attivare qualche riga di coca. Ancora, il problema di Tajani si chiama... Non drogatevi, per favore, perché io perdo la pazienza, veramente la calma e la pazienza. Vi faccio una faccia tanta se qualcuno di voi si droga. Il problema di Tajani si chiama Pier Silvio, che ha venduto l'anima al PD, che cambi nome e si chiami soltanto Pier, perché di Silvio non ha nulla. Ciao Silvio da Torino. Buongiorno, chi non ha ancora capito che il burattino di Pier Silvio, vale a dire Tajani, sta traghettando Forza Italia verso il centro-sinistra, non capisce di politica, Gino. Buongiorno, mentre Antonino stava spiegando del superbollo per il diesel si è ammutolito. Come è finito? È finito che poi a un certo punto, quando è venuta la tassazione a kilowatt e non più a cavallo fiscale, altra grande porcata che si faceva in questo paese, è successo che per certi versi il superbollo è sceso, per certi altri l'hanno chiamato carbon tax, ma chi aveva una macchina di quel genere ha continuato a pagarlo fino alla consumazione dei secoli. Vedasi noi altri che, avendo comprato un'automobile 40 giorni prima che entrassero le eco diesel nel 1992, abbiamo dovuto pagare qualcosa come 1.200.000 lire all'anno di superbollo fino all'anno 2003. Fate un po' voi. Ogni 6 mesi 600.000 lire di superbollo diesel, ringraziando il governo italiano di allora. Bene, dopo questi grandi momenti di Amarcord, noi andiamo avanti perché sono le 8:30, quindi meteo, pausa, pubblicità e poi torniamo e ci sentiamo anche una bella canzone. Quale? È la Mosca Zezé, Paranoverte Mass 2000, per non vederti più. E infatti io il superbollo diesel non lo voglio vedere più. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
Continua a prendere vigore l'anticiclone Scipione l'Africano sul nostro paese. Nella prima parte della giornata cieli pressoché sereni ovunque, al massimo con poche velature e con ulteriore aumento dei valori termici. Nel pomeriggio più nubi al nord-ovest con locali rovesci sulle Alpi, per il resto nessuna variazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare, perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu è sempre una gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza, se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refugio de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde para volver, total ya es tarde para soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Ed era l'estate del 2000 quando questo pezzo imperversava, l'estate dei miei 20 anni e l'estate anche del Super Bowl garantito dalla Corte Costituzionale, che salutiamo. Le 8:37 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Un saluto agli amici che ci stanno seguendo alla pagina Facebook Lega Salvini Premier. Ciao Valentina Angelini, buongiorno a te, buongiorno a Maria Teresa Mocci Pagani, buongiorno ad Emiliano Aresi, buongiorno anche a te. Salvatore Trapani, non ho sentito più sgomberi, dove è finita la legge? Come il pacchetto sicurezza, in realtà la gente, chi occupa abusivamente viene regolarmente cacciato via nel giro di 24 ore, quindi poi giusto stamattina Salvini ne parlava nell'intervista a Libero. Salvatore, dai, vediamo un po', salutiamo anche chi ci segue sulla pagina Facebook della radio, ovviamente, i Radio Libertà, e chi è che ci scrive. Vediamo un po'. Laura Travagli, non va rinviato di un anno il blocco agli Euro 5, va proprio cassato, pienamente d'accordo. E va bene, noi proseguiamo e andiamo avanti con la rassegna, anche perché il tempo ora comincia un pochettino a stringere. Allora, vedete qui l'implacabile Roberto Giardina, come da suo stile, il grande Roberto Giardina, che scrive dalla Germania per Italia Oggi e in particolare spiega cosa fanno nei paesi seri con i referendum, mentre in Italia, che è record nell'UE, ne ha indetti ben 83 nel dopoguerra, in Germania dalla fine della guerra a oggi di referendum ne hanno fatti 3. 3 a 83. Il primato spetta alla Svizzera con 346 consultazioni. Dice Giardina, ero bambino ma ricordo l'atmosfera in famiglia per il primo referendum. Gli italiani erano per la Repubblica o per il re? Da quando vivo in Germania non ricordo referendum nazionali, suppongo che i 3 siano quelli svolti a Berlino, che è una città-stato. La legge sul referendum variano dal Bund, la federazione, ai Länder, ogni regione fa a modo suo. Saggiamente i referendum tedeschi sono sempre e solo consultivi, non propositivi o abrogativi. Diciamo che sono una sorta di sondaggio d'opinione. E il governo non ne tiene mai conto, continua a decidere come gli pare contro la volontà dei cittadini. Da straniero a Berlino avrei potuto votare perché pago le tasse anche comunali e la decisione riguardava solo la città. Il primo referendum chiedeva il sì per unire Berlino al Brandeburgo, il land che la circonda. Io non ho potuto votare perché il risultato avrebbe influito sul numero delle regioni e quindi con effetto nazionale. Come prevedibile ha vinto il Nein. La metropoli ha l'amministrazione peggiore del paese ed è il rosso perenne di almeno 4 miliardi all'anno. Il Brandeburgo, che faceva parte della scomparsa DDR, è meglio amministrato. Molti berlinesi hanno spostato la residenza a Potsdam, la capitale, a una trentina di chilometri da casa mia. I brandeburghesi temevano di venire contagiati anche dai peccatori berlinesi. È andata a finire come nel 79, quando si propose di unire con un referendum Mestre a Venezia. Un secondo referendum proponeva di statalizzare le case delle grandi imprese edilizie per risolvere la crisi degli alloggi a Berlino, abbassando gli affitti.
referendum populista, ma perfino nella Germania comunista, seppure parzialmente, si rispettava la proprietà privata. Vinse il no. Il terzo referendum chiedeva se si volesse salvare l'aeroporto di Tegel, dopo l'apertura con 10 anni di ritardo del nuovo aeroporto che oggi funziona male. Votai per salvare Tegel, a 8 fermate di bus da casa mia, anche se abito al centro, mentre il nuovo scalo è a oltre 30 km nel Brandeburgo, 70 euro in taxi o un'ora con metro e navetta, scomode se si ha una valigia. Ha stravinto la difesa di Tegel, paragonabile a Linate, ma il governo berlinese non ha cambiato idea per favorire la speculazione edilizia. Un nuovo quartiere sulle piste di Tegel, ma gli alloggi avrebbero avuto prezzi popolari. Oggi lo scalo è chiuso, trasformato per campo profughi. Oggi potrebbe ospitare i voli charter e qualche compagnia low cost. Champagne! Come vedete, anche i tedeschi ne fanno di fregnacce, ne fanno e come. Allora, andiamo a vedere su Il Tempo, che ora è? Le 8:41. Il Tempo sapete che si sta muovendo da settimane a proposito dell'Islam in Italia. La collega Giulia Sorrentino anche oggi colpisce: propaganda a spese nostre, pioggia di soldi nell'UE per promuovere l'Islam negli Atenei. A Genova 2,5 milioni per spiegare il nesso tra rotta dei migranti e solidarietà. La Sardone, per il Corano europeo Bruxelles ha stanziato 10 milioni di euro. Che cosa succede? Pensate, il progetto destinato all'Università di Genova Soul Roots, costato 2,5 milioni, durata fino al 2028, spiegherà il nesso tra le rotte dei migranti e la solidarietà. Ma non solo, perché si legge che molte politiche che gestiscono gli arrivi e impediscono lo spostamento di migranti e rifugiati all'interno dell'UE si sono dimostrate inefficaci. C'è un altro progetto, sempre in Italia, Itaca, costato altri 3 milioni, relativo alle università di Modena e Reggio Emilia. Vuole sensibilizzare e offrire spunti al dibattito pubblico, nonché diffondere raccomandazioni per migliorare le politiche, responsabilizzare e creare inclusione e partecipazione. Di nuova inclusione dopo i vari episodi che hanno visto protagonisti gli islamici in Italia, prima per la cosiddetta festa del sacrificio in cui c'erano donne relegate a pregare in un recinto e statue di Gesù coperte con un velo. Dopo che al referendum persino i cittadini di sinistra, oltre il 30%, hanno votato no al quesito sulla cittadinanza. Dopo il report dei servizi segreti francesi in cui si mostrava chiaramente come quello del fondamentalismo islamico fosse un problema crescente in tutta Europa. A scontrarsi con la direzione intrapresa da lui è la vice della Lega Silvia Sardone. Dopo 10 milioni di euro destinati al cosiddetto Corano europeo e 17 milioni per ricerche su Islam, Sharia e islamofobia, continuano a piovere fondi dalle istituzioni europee per progetti di ricerca dal chiaro contenuto ideologico, questa volta in tema di immigrazione. Consultando le banche dati dei finanziamenti UE, infatti, si vede come siano stati destinati oltre 27 milioni di euro, in gran parte dal Consiglio europeo della ricerca, a studi su migranti, accoglienza o ONG. Tra questi spiccano un progetto dell'Università di Hannover, oltre 5 milioni, su come chiedere ai potenziali migranti in quale luogo si sentirebbero a casa. Mi sto sentendo un idiota, ve lo giuro che non c'entro niente, ma a leggervi questa cosa mi sto sentendo un perfetto idiota. Pensate, 5 milioni per chiedere ai potenziali migranti in quale luogo si sentirebbero a casa. Uno studio belga, perché mica è finita, uno studio belga, oltre 3 milioni, su come riaprire un dialogo equo sulla migrazione. Un progetto dell'Università di Lione, 3 milioni, su soluzioni abitative innovative per l'inserimento dei migranti. La Sardone attacca questo metodo pro accoglienza indiscriminata, anticipando che intende presentare un'interrogazione alla Commissione europea e ricordando come negli ultimi 10 anni la propaganda filo-immigrazionista si è diffusa in Europa grazie alla sinistra ideologica. Non mi stupisce quindi la quantità di finanziamenti mirati. Tuttavia trovo inaccettabile l'enorme impiego di fondi pubblici. Come già emerso con i milioni stanziati per studi sull'Islam, sembra evidente una precisa volontà politica nella selezione dei progetti da finanziare. Con quali criteri vengono scelti, chi valuta e controlla? Anche perché ad Amsterdam è stato finanziato un progetto per garantire l'attuazione di politiche migratorie basate sui principi e non mancano progetti legati alle ONG, come quello dell'Università di Barcellona, quasi 5 milioni,
per aiutarle a gestire meglio le esigenze dei migranti. Siamo commossi. Adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato e il bentrovato all'onorevole Francesco Bruzzone. Buongiorno. Buongiorno a tutti da Roma. Onorevole, allora, questa fauna selvatica e la revisione della legge sulla caccia. Si è detto di tutto, che la gente avrebbe potuto sparare in spiaggia, che avrebbero potuto sparare, ammazzare qualsiasi cosa. Ci racconta come stanno andando le cose per davvero? Sì, tanto come sono andate per davvero è che abbiamo visto la fiera mondiale delle cose non vere, che quando ero bambino mi dicevano che si chiamavano bugie. Tante bugie, addirittura siamo arrivati a confondere le spiagge con le foreste demaniali, a dire che appena il sole tramonta diventa buio, quindi quando il sole va sotto si sappia che al mondo si chiude una lampadina e improvvisamente diventa notte. Abbiamo visto delle cose inaudite, chiare, pure strumentalizzazione addirittura su un testo che non esiste. Noi della Lega abbiamo una posizione piuttosto chiara, me ne parlo per quanto mi riguarda come Dipartimento Gestione Faunistica. In questo paese, dopo 33 anni di applicazione di una legge, che oggi esiste, quella 157, siamo diventati il paese europeo che ha, in proporzione al territorio, la più alta concentrazione di fauna selvatica. Bene, benissimo, questo è un dato positivo. Oggi noi però dobbiamo impostare questo quadro, dopo 33 anni di una legge, basando tutto su un principio, che non è quello della protezione punto, perché altrimenti i problemi stanno aumentando in modo esponenziale, ma che è quello della gestione. E gestione della fauna selvatica vuol dire, primo, protezione, perché la protezione della fauna selvatica è gestione della fauna selvatica. Secondo, controllo, che significa intervenire al di fuori del periodo venatorio, che non c'entra niente quando ci sono dei problemi per la società, per le attività economiche, per l'agricoltura, per l'allevamento, per gli incidenti stradali. Quello è controllo faunistico. Terzo, l'attività venatoria, che è regolamentata ed è prevista in tutta Europa. In questo quadro deve inserirsi, secondo noi, una revisione della legge, che è vecchia di 33 anni, che è cambiato il mondo, è cambiata la presenza degli animali sul territorio nazionale perché è cambiato l'ambiente, una legge che in allora era per la protezione della fauna selvatica, la regolamentazione della caccia, tutti la chiamano la legge sulla caccia, era fatta quando gli utenti, cioè i cacciatori, erano 1.800.000, oggi sono 500.000, quindi va cambiata anche in quel senso, ma sulla base della gestione, prima di tutto la protezione, poi il controllo, laddove ci sono dei problemi, e poi anche l'attività venatoria. Questa è l'impostazione che noi diamo, siamo parte attiva nella volontà di rivedere questa legge, il governo sta facendo la sua parte, vediamo poi come si svilupperanno i lavori parlamentari nelle prossime settimane. Ecco, sicuramente c'è un po' di urgenza su questo, ma non perché lo dico Bruzzone è cacciatore, parla in un certo modo, non perché lo dicono i cacciatori, ma perché ce lo dice il mondo della ruralità, quel mondo che fa economia rurale, che ha un impatto fortissimo, sempre più grave ogni giorno sulla fauna, con la fauna selvatica, in qualche modo ci chiede di dare delle risposte e il legislatore a questo punto deve intervenire in qualche modo a farlo. Appunto, anche perché, voglio dire, l'intervento dei cacciatori arriva nel momento in cui ci sono anche dei problemi, tipo per esempio l'esplosione incontrollata dei cinghiali, con tutti i danni che fanno nelle campagne, con gli attacchi che fanno, col fatto che entrano nelle nostre stesse città e così via. Quindi qualcuno deve pure intervenire a controllare tutto questo. E poi i cacciatori appunto sono anche sentinelle dell'ambiente, perché vanno in giro, vedono quello che succede, vedono che cosa accade, riferiscono. Insomma, non è soltanto la passione per la caccia, si può essere d'accordo oppure no, ma è comunque una forma di controllo che garantisce anche un certo equilibrio dell'ambiente, o sbaglio? No, è così, perché nel momento in cui tu sei presente più o meno costantemente, perché gestisci l'ambiente in funzione della fauna selvatica, questo lo fai sempre, tutto l'anno, ma non lo gestisci
col fucile, lo gestisci per la grande maggioranza per 9 mesi, noi diciamo lo gestisci con la scopa, se vai a fare pulizia ambientale e poi per 3 mesi vai a fare il prelievo che ne viene fuori. Questo è un dato, però vorrei proprio puntualizzare il fatto che non è che si va a caccia tutto l'anno, c'è una sorta di servizio civile che i cacciatori, tanto non tutti, si prestano e offrono alla collettività per interventi fatti laddove e quando ce n'è bisogno per la riduzione e il controllo. Difatti, proprio anche in una recente modifica legislativa che c'è stata, un po' a spot della legge, abbiamo ben puntualizzato che il controllo faunistico, cioè l'intervento che viene fatto questa mattina in non so in quale parte del paese per controllare il cinghiale, quindi per allontanarlo, per disturbarlo e se del caso anche per non è caccia, quella non è caccia né per legge né anche per pratica, quello è controllo faunistico che viene gestito dalle polizie provinciali, regionali e via via, quindi da degli agenti di polizia giudiziaria, degli agenti di pubblica sicurezza, viene gestito con l'aiuto dei cacciatori che in quel momento lì non sono più cacciatori ma diventano bioregolatori perché la legge dice che è così. Quindi la grande innovazione che noi abbiamo voluto è far capire che quando non si va a caccia e si fanno degli interventi diversi, lo si fa per l'utilità complessiva della società, a cominciare dal mondo degli agricoltori e degli allevatori, ma anche all'interno della città. Insomma, il fenomeno dell'eccessiva presenza di questi animali, lei ha citato il cinghiale, ma ce ne sono anche altri all'interno dei centri abitati, in qualche modo va gestita. Il cinghiale è bello che ci sia, ma non deve stare in città. Io ci aggiungo anche il lupo, con la caccia proprio non c'entra assolutamente niente, e i cacciatori proprio non lo vogliono neanche vedere, neanche sentir dire di abbattere il lupo, e frega niente, però anche lì dentro i centri abitati non ci devono stare da un'altra parte. Su questo dovremmo essere tutti quanti convinti. Lontani, questo lo dico, l'ho detto ieri in aula a grandi parole, poi ho visto che dopo si sono messi anche un po' a questionare tra di loro perché si sono sentiti toccati, lontani dalla logica di andare ad abbindolare il sentimento giusto, anche più o meno condivisibile, ma giusto, del mondo animalista per motivi elettorali, perché quello che stanno facendo oggi determinati partiti politici, in primis il Movimento 5 Stelle e i Verdi, è quello di raccontare delle bugie, per me andando a toccare il sentimento che esiste, il sentimento animalista che esiste nel nostro paese, ma esiste anche all'interno del mondo dei cacciatori, andarlo a toccare quel sentimento per perseguire fini elettorali raccontando bugie, cose non vere. In Italia, il paese europeo che ha la più alta concentrazione di fauna selvatica, abbiamo la legge sulla caccia più restrittiva d'Europa. La caccia è consentita in tutta Europa, è una minoranza del paese quelli che fanno questo tipo di attività, ma è lecita, prevista dalla legge, e quindi noi siamo anche per il rispetto delle minoranze e delle attività che legittimamente svolgono le minoranze. Molto bene. Onorevole, per concludere, quali saranno i suoi prossimi impegni? Ma guardi, i miei prossimi impegni sono fortemente di carattere territoriale, nel senso che io non faccio più vita privata e sono contento di non farla, perché all'interno della Lega noi abbiamo questo dipartimento che non è il dipartimento banalmente chiamato della caccia, ma è che il dipartimento che si occupa di gestione faunistica, e questo mi porta ad andare a dire, spiegare le nostre posizioni, ad affrontare i problemi e soprattutto ad ascoltare sull'intero territorio nazionale. Sabato, quindi io sono a Roma, tornerò su domani sera un impegno nella mia regione, sabato sarò in provincia di Bergamo ad inaugurare un museo storico-culturale della Valle di Magna, dove si parla anche di quella che era la caccia una volta, ma soprattutto parleremo anche di quello che sarà la gestione della caccia in un'ottica moderna e controllata del futuro, anche in una zona importante come la provincia di Bergamo, che insieme a Brescia e tante altre realtà italiane vede il periodo velatorio, la tradizione velatoria, che poi si trasforma anche in importanti momenti di carattere culinario, alimentare, perché c'è tutta quella partita che non ne parliamo mai, ma quando la famiglia normale la domenica va in campagna nell'agriturismo a mangiare le pappardelle al cinghiale o i tagliarini alla lepre, fa una cosa sana, si ciba di un prodotto sano, il più sano di tutti,
perché nel momento in cui ti alimenti di un animale selvatico hai la certezza che antibiotici non ce ne sono, che è un animale puro, prima viene controllato, dopodiché è un animale puro, non è stato trattato in nessun altro modo, cosa che ahimè difficilmente avviene per tutti gli altri animali dei quali facciamo normale consumo, perché andiamo a comprarli magari nel pacchetto confezionato al supermercato, ma conosciamo poco la storia che ci sta dietro. Molto bene, allora grazie e buon lavoro onorevole. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Sigla. Qui Parlamento. Molto bene, molto bene. E allora adesso abbiamo ancora 4 minuti, poi ci si ferma per la pubblicità e per qui Europarlamento, dopodiché alle 9:15 ci ritroveremo sempre qui per la rassegna stampa. Vediamo. Ci salutiamo per adesso con questa notizia che arriva da Avvenire: suicidio assistito per legge, la Toscana rinuncia a curare. Eccolo qui, Daniele Pieroni, 64 anni, dal 2008, malato di Parkinson della provincia di Siena, ha chiesto e ottenuto di poter ottenere l'assistenza medica al suicidio in base alla legge della Regione Toscana approvata l'11 febbraio. È il primo caso di morte, secondo la procedura prevista dalla discussa normativa regionale, che il governo ha recentemente impugnato davanti alla Corte Costituzionale. Dipendente dalla PEG per alimentarsi, aveva contattato il numero bianco dell'associazione Coscioni, che ha dato notizia del caso e ne segue altri 6, per ricevere informazioni su come accedere alla morte volontaria assistita. Seguendo le indicazioni di Marco Cappato, Pieroni aveva inviato richiesta formale all'ASL Toscana Sud-Est il 31 agosto 2024, ricevendo il via libera il 22 aprile del 25 per l'esito positivo delle verifiche previste dalla sentenza di Corte Costituzionale nota come Cappato DJ Fabo, e meno di un mese dopo ha confermato la volontà di procedere a casa. Abruzzese di origine, Pieroni viveva a Chiusi, era un giornalista, musicista e scrittore apprezzato, con premi importanti quali il Montale fuori di casa. Com'è avvenuto materialmente il suo suicidio? La fonte è ancora l'associazione Coscioni. A casa sua è stato preparato il farmaco letale che l'uomo si è autosomministrato. Erano presenti su base volontaria 2 dottoresse e un medico legale dell'ASL che hanno agito con grande umanità e professionalità. Dunque, se non è stata coinvolta una struttura ospedaliera pubblica, lo sono state 3 figure professionali che rispondono al Servizio Sanitario Nazionale e che hanno collaborato a far morire un paziente, dato di fatto su cui riflettere in vista di una legge nazionale. Siamo dunque di fronte al primo caso in Italia di suicidio assistito a norma di legge, in questo caso regionale. Il decesso porta la data del 17 maggio, ma è stato comunicato ieri dall'associazione protagonista per la campagna dell'eutanasia legale. Una differenza di tempi che impone una domanda: perché attendere quasi un mese? L'indizio è nell'intesa di massima appena ieri raggiunta tra i leader della maggioranza per portare tra un mese nell'aula del Senato una proposta di legge sul suicidio assistito ispirata alla centralità del diritto alla vita, della tutela delle persone più fragili, delle cure palliative. La notizia, diffusa proprio il giorno dopo di una morte per suicidio assistito, sembra voler alzare l'asticella di ogni possibile dialogo e intesa tra governo e opposizione, e all'interno della stessa maggioranza tutt'altro che compatta sulla materia. Mentre il governatore della Toscana Eugenio Giani afferma che la legge toscana sul fine vita ha colmato un vuoto e che si è trattato si è limitata a tradurre in procedure obiettive, imparziali, neutre, uguali per tutti, le voci della Chiesa e dei cattolici esprimono grande preoccupazione. Di fronte alla malattia grave e alla sofferenza, afferma in una nota il presidente dei vescovi toscani, cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, arcivescovo di Siena, dobbiamo prima di tutto affrontare la questione col massimo rispetto e la nostra preghiera. Ma certamente ci tengo a sottolineare il principio dell'inviolabilità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale. La vicenda ci lascia con profonda amarezza il segno di come sull'argomento del fine vita ci sia la necessità di un vero confronto a livello nazionale, lontano dai riflettori, che punti prima di tutto a dare centralità alle cure palliative, accompagnando il paziente non più guaribile nel tempo della sofferenza e del fine vita. La soluzione è il dolore, la solitudine e il dolore devono trovare rete a cui aggrapparsi. Il diritto alle cure palliative è un diritto fondamentale da garantire a tutti i pazienti e sono convinto che su questo ci sia ancora tanto
da fare. Le 9, pausa, pubblicità, poi qui Europarlamento con Anna Cisinta, tra poco. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestra aperta o chiusa senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252 e Radio DAB. Ospite di oggi a qui Europarlamento l'onorevole Anna Cisint, ex sindaco di Monfalcone, vice segretario regionale del Friuli ed europarlamentare Lega. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo subito col tema della cittadinanza facile e del referendum. È la notizia di oggi che secondo l'Istituto Cattaneo il 15-20% degli elettori del PD è contrario alla cittadinanza. Considerando anche che non è andata a votare il 70% degli italiani, come la considera l'esito di questo assurdo referendum che c'è stato? Allora, intanto 2 cose. La prima, che i cittadini hanno dimostrato una volta di più che non sono fessi, non sono andati a votare. Questo non andare a votare non è astensionismo, ma è non voglio essere preso in giro, e quindi è equivalente a dire io sono per il no. Se sommiamo a questo no, che appunto rappresenta il 70%, la scelta di votare no di quelli che sono andati e che hanno detto per la cittadinanza siamo già a maglie troppo larghe, in realtà la situazione è chiarissima. Da sindaco, ma anche ad oggi proprio nelle occasioni in cui comunque parli con i cittadini ti accorgi che c'è una presa di posizione di consapevolezza molto forte su questo. La cittadinanza oggi in Italia ha delle regole che consentono di diventare cittadini italiani, infatti i numeri lo dimostrano, in maniera molto semplice e anche abbastanza a maglie larghe. I cittadini si accorgono però che molti cittadini italiani
non hanno le caratteristiche che noi vorremmo, cioè l'amore per il nostro paese, ad esempio, no? Io da sindaco ho dovuto fare cittadinanze a persone, a donne islamiche extracomunitarie che non sapevano una parola di italiano. Mi chiedo come in certi casi si possa sostenere che i cittadini italiani dicano o diciamo si comportino non nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano. Quindi il referendum ha detto che l'80%, l'85% degli italiani non ne vuole sapere di modifiche e di agevolazioni su questo. I salotti, i media di sinistra sembra che orientino verso un'altra strada, ma la verità è un'altra, è che tutti noi siamo consapevoli che dare ancora armi, perché poi tra l'altro i diritti comunque ci sono anche per chi arriva, diritti sanitari, diritti scolastici, ecco, dare ulteriori armi non sia assolutamente utile al futuro del nostro popolo. Aggiungo che la sinistra crede che gli extracomunitari, quando diventano cittadini italiani e quindi possono votare, votino a sinistra, ma non è così, perché anche lì la mia esperienza è che, e soprattutto gli islamici, che sono una parte molto importante, preponderante dei nuovi cittadini italiani, di quelli che vorrebbero diventarlo, in realtà si organizzano diversamente. Il report francese lo dice, guardate che l'Islam radicale, che è una parte prevalente, ha obiettivi di governo, quindi la sinistra rimarrà delusa. A Monfalcone gli islamici hanno fatto una lista islamica, quindi neanche da questo punto di vista hanno ragione. L'altro giorno, domenica e lunedì, c'è stato quindi su questo tema della cittadinanza un doppio fallimento della sinistra. Non hanno raggiunto il quorum perché il 30% non è stato astensionismo per il 70%, ma scelte di non andare a votare perché i cittadini hanno capito qual era la vera finalità, e il doppio fallimento sta appunto anche nel fatto che quelli che sono andati a votare rispetto ai primi 4 referendum hanno detto guarda che della cittadinanza noi non ne vogliamo sapere. Anche gli stessi elettori di sinistra, che sono cittadini, che vedono cosa succede nelle città, che hanno paura dell'insicurezza, che si rendono conto che siamo anche troppo, tra virgolette, come dire, buoni e accettiamo situazioni che in altri paesi del mondo, mi riferisco a paesi non dell'Europa sicuramente, che in preda a questa follia invece hanno già regolamentato, pretendendo rispetto delle loro leggi, rispetto dei loro cittadini. Ecco, prima hai citato l'Islam e Monfalcone, no? Notizie di qualche giorno fa, il caso della chiesa marcelliana, dove 4.000 musulmani hanno invaso il santuario della Marcelliana di Monfalcone. Che cosa sta succedendo lì? Guarda, appunto il numero, la percentuale così elevata di extracomunitari nelle città distrugge i tessuti sociali. Bisogna intervenire ancora in maniera più netta, perché quello che è successo a Monfalcone è semplicemente la spia, quello che è già successo in questi ultimi anni, la spia di quello che succederà ovunque. Quando hai una città dove percentuali così elevate si assestano, l'obiettivo che hanno è quello dell'imposizione della Sharia. Avviene in molte occasioni. Questa è una di quelle. Nella giornata della festa del rito del sacrificio, sono stati autorizzati ad entrare nelle aree dei ricreatori cattolici. Questa è già una grande sofferenza. I cittadini hanno iniziato a mandarmi fotografie e a mandarmi messaggi alle 6 di mattina. È stato molto forte questo impatto, perché tu quando in un'area anche non tanto grande, dove fino a 5 giorni fa ci giocavano i bambini, gli scout eccetera, a vedere 3.000, 4.000, migliaia di islamici, tutti maschi ovviamente, perché la donna è sottomessa e non può stare che nei recinti, e li vedi inginocchiati verso la Mecca, e che addirittura come in questo caso mettono un telo e coprono l'immagine di Cristo, anche no, era già successo e l'avevo anche già denunciato, perché in un'occasione del Ramadan dell'anno scorso, in un altro oratorio era stata consentito l'utilizzo di questo oratorio per il Ramadan, e avevano già
coperto il crocifisso. È inaccettabile, è intollerabile, anche secondo me è intollerabile che si arretri in questo modo e per questo mi sono permessa con molta educazione, molto rispetto di scrivere al Papa. L'ho fatto anche sulla base della tanta angoscia e smarrimento che i cittadini mi hanno rappresentato, perché io penso che l'educazione e il rispetto debba però essere anche accompagnato dalla chiarezza su quello che vogliamo essere domani. In questo momento mi pare che arretri l'Occidente, che arretri anche una parte della Chiesa e che avanzi in maniera così anche angosciante un Islam che ha fame di imposizione. Sono entrata in chiesa l'altro giorno, sono andata lì chiamata appunto dai cittadini a far togliere il telo dal Cristo, dall'immagine del Cristo, e contemporaneamente sono entrata perché era adiacente nella chiesa dove io tra l'altro ho battezzato i miei figli, mi sono sposata, si è sposato mio figlio a febbraio, quindi una chiesa importantissima per la nostra città. La chiesa era vuota. Ecco, allora io penso che dovremmo occuparci, forse la Chiesa, ecco, su questo, per questo mi sono permessa di scrivere al Papa, perché un indirizzo anche proprio di sopravvivenza e di valori, ecco, forse ne abbiamo bisogno, insomma. Certo. Andando in Europa, l'Unione Europea, un'ultima follia dell'Unione Europea è la lotta, diciamo, alla produzione vitivinicola italiana, no? C'è in ballo la nuova riforma sulla PAC. Che cosa sta succedendo in Europa? L'Europa purtroppo nei precedenti 5 anni ha fatto dei disastri incredibili, li ha fatti in qualsiasi settore, li ha fatti nell'automotive, lo sappiamo molto bene, sono migliaia i lavoratori che sono rimasti a casa. Poi la Germania vorrebbe recuperare con il riarmo per gli affari suoi quello che è abituata a fare, no? Quindi riconvertire, perché è in ginocchio, come ha messo in ginocchio tutti gli altri Paesi membri su questo. Ma il Green Deal ha creato grandi problemi ovunque, anche se non se ne parla tanto nel marittimo. Io sono nella commissione TRAN, mi occupo per il gruppo dei Patriot, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, in virtù dei grandi principi democratici della sinistra e dei popolari, è relegato nel cordone sanitario, come se tutti i cittadini che ci hanno votato, e sono tantissimi, fossero degli ammalati e noi degli appestati, e ha generato problemi anche nel marittimo, con delle tasse incredibili, anacronistiche, che non risolvono poi niente, mai qualsiasi scelta sia stato fatto. E poi nell'agricoltura, nella pesca, noi però devo dire che in questo quasi anno, come delegazione della Lega, abbiamo davvero affrontato dei temi e qualcosa siamo veramente, nonostante quello che ho detto, riusciti ad ottenere. Le assurdità della Commissione europea targata von der Leyen le conosciamo. Lei dopo i 5 anni ha riproposto una commissione abbastanza fotocopia e avrebbe dovuto, quello che noi abbiamo chiesto, bloccare i provvedimenti peggiori, no? Tutti quelli appunto riferiti al Green Deal, cosa che non hanno avuto coraggio di fare, ma nel frattempo però qualcosina noi su questo siamo riusciti ad ottenere. Adesso lo dico. Sul vino però, sul vino come su altri temi, c'è un asse franco-tedesco che vorrebbe prevalere, e in questo ambito, ad esempio, la Francia, che sta vivendo un momento difficile per quanto riguarda il mercato del vino, perché la Spagna è più competitiva, avrebbe voluto addirittura imporre un prezzo minimo, come la Commissione europea avrebbe voluto, e siamo riusciti a bloccare, non far utilizzare dei fitofarmaci, la dico semplice, dei fitofarmaci che però non hanno delle alternative nel mercato, come avrebbe voluto, e l'abbiamo bloccato, è stata una grande soddisfazione andare poi dagli agricoltori, dai produttori di vino nelle nostre regioni a dire: guardate che noi ci siamo stati e siamo riusciti a fare questo lavoro e abbiamo vinto su questo. Come ad esempio avrebbero voluto, nella loro follia, dire e fare applicare dei dazi, poi si lamentano di altri dazi, ma volevano applicare dei dazi perché secondo loro il vino era equivalente al problema, diciamo,
che creava aspetti di cancerogità, quindi problemi di cancro, eccetera, volevano scriverlo nelle etichette e quindi vietare o comunque dissuadere dall'utilizzo del vino, che è un prodotto che insomma rappresenta la nostra cultura, la nostra storia, un mercato importantissimo per l'Italia. Volevano far inserire nell'etichetta suggerire di non utilizzare, di non bere un bicchiere di vino, no? Che addirittura il medico ti dice beviti un bicchiere di vino che ti fa bene a pranzo e a cena, perché si creano dei problemi di salute su questo. Quindi dal punto di vista, diciamo, dell'approccio che hanno, è un'Europa assolutamente che di Unione Europea, per cui è nata per creare un mercato unico, non ha niente. È un calderone di opportunità che si creano per taluni e di problemi per tutti gli altri paesi. Ne cito un altro. E ce lo dicono gli agricoltori, ma scusa, com'è possibile che il mercato dei Paesi membri sia svantaggiato da produttori di altri paesi esterni, la Cina, i pomodori ad esempio, no? Sì. Ecco, com'è possibile che tu, mentre metti delle regole molto rigide per i poveri 27 Paesi membri, però accetti che dai Paesi diciamo esterni all'Unione Europea possano essere importati prodotti di beni che per nascere utilizzano quelle modalità che qui sono vietate. Quindi una serie di questioni incredibili, no? Che però devo dire, le nostre battaglie, ad esempio anche contro la diffusione dei cibi creati in laboratorio, sono andate a buon fine. Non se ne parla tanto perché purtroppo quando noi otteniamo i risultati, una certa stampa, un certo non lo dice. Capito? E quindi questo magari non viene conosciuto, però in realtà abbiamo fatto delle operazioni importantissime, ottenendo anche dei risultati veramente di grandissimo rilievo. Ecco, quindi direi che da questo punto di vista la tutela del vino, la tutela dei prodotti agricoli, ma addirittura nel pesca, e chiudo perché potremmo fare veramente dei ragionamenti anche molto più approfonditi, ma è nuova questa cosa dell'altra settimana, volevano vietare la pesca di un diciamo prodotto, insomma, nelle acque interne. Abbiamo fatto la richiesta di parere alla parte, diciamo, giuridica della Commissione Europea, ci ha dato ragione, e quindi l'anguilla di cui volevano vietare la pesca nelle acque interne potrà essere pescata ancora nelle acque interne grazie a noi. In questo caso ho fatto io la richiesta di parere e abbiamo vinto addirittura un parere tecnico. Tutte cose che purtroppo si sanno poco perché appunto ci censurano, perché siamo, come dicevo prima, in un cordone sanitario, ma lavoriamo bene anche con il gruppo dei Patriot e credo stiamo ottenendo grandi risultati nonostante la fatica che dobbiamo fare per questa approccio democratico che hanno. Bene, grazie ad Anna Cisint per il suo contributo per il lavoro in Europa. Noi vi auguriamo un buon proseguimento su Radio Libertà. Qui Europarlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Le 9:18 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, sempre per la rassegna stampa. Salutiamo e mandiamo un abbraccio ad Anna Cisint e a tutta la pattuglia, l'Europattuglia della Lega in quel di Bruxelles. Ladies and gentlemen, sono arrivate alcune zappe che vado immantinenti a leggervi, eccole qua. Dunque, sentite un po' qui, vogliono toglierci l'Euro 5 senza metterci soldi di contributo, tutti come potremmo dire, tutti sodomiti col deretano degli altri, nemmeno l'IVA tolgono per coloro che intendono cambiare l'auto. Ancora, ma le auto elettriche pagano il bollo in Lombardia? La risposta è molto semplice dal sito della Regione Lombardia.
Esenzione triennale per acquisto autovettura a basse emissioni, contestuale rottamazione di veicolo a maggiore impatto ambientale. Bollo scontato del 50% per 5 anni per le auto ibride immatricolate dal 1 gennaio del 21 nuove di fabbrica ed esenzione permanente per auto elettriche a idrogeno. Non è previsto il contributo quale il rimborso delle spese di demolizione dei veicoli. Quindi sì, se tu ti compri una macchinetta elettrica per almeno 3 anni non ne paghi bollo. Andiamo oltre, altra zappa che mi è giunta, siamo qui per voi. Luigi a Treviso, ciao Luigi. Il famoso superbollo diesel l'ho visto nascere, mi mancava poco alla patente, ricordo che fu inventato solo per far cassa, visto che molti acquistavano l'auto diesel ingentilita dalla tecnologia e quindi più silenziosa e soprattutto perché il gasolio era molto conveniente. Quindi ci pensò il governo di allora per far cassa ad annullare il risparmio agli automobilisti col superbollo. All'epoca il governo non parlava di ecologia e salvaguardia dell'aria, è stata una carognata da governo ladro. Ancora, Gloria da Cremona, buongiorno, buongiorno a te. Penso che la trasparenza sui costi dell'immigrazione a carico dei contribuenti sarebbe più convincente di tante sterili polemiche. La nostra architettura sociale non è in grado di sopportare un peso di 8 milioni di extracomunitari. Sanità, carceri, sicurezza, integrazione ne sono la cartina da tornasole. Buona giornata anche a te. Luca da Brescia, buongiorno Antonino, buongiorno a te. A parte le proposte portate avanti dall'Italica Lega, l'onorevole Bruzzone, prima di asserire certe cose, dovrebbe dimostrare che i cacciatori sono pro ambiente. Qui da me in montagna non risulta, anzi qua i monti sono pieni delle loro impronte. Tra cartucce di plastica abbandonate, gabbie, reti, bidoni tagliati a metà per riempirli d'acqua e il tutto abbandonato al suolo, mi sovviene un dubbio. Non è che qualcuno stia spingendo e non poco l'onorevole Bruzzone? Allora, i cacciatori non devono, hanno proprio l'obbligo di non lasciare nell'ambiente, non disperdere nell'ambiente le cartucce. Quindi chi fa queste cose, cacciatore o meno, è uno stronzo, tanto per chiarirci. Poi l'onorevole Bruzzone non ha colpa certo della stronzaggine altrui. Poi la favoletta che questi controllino, puliscano l'ambiente è degna di fiabe per i bimbi. Francamente qui in montagna risulta esattamente l'opposto. Termino con domande che qui noi gente di montagna ci poniamo. Possiamo vietare di far passare questi individui col fucile sui terreni montani di nostra proprietà? Per l'Italica Lega la proprietà privata non era sacra, la difesa è ancora legittima? Posso respingere con tutto quello in mio possesso, con tutte le maniere possibili, gente che vuole entrare nei campi col fucile? Ora lo posso fare, lo si potrà fare in futuro? Un saluto affettuoso Antonino. PS, le pappardelle le do al cinghiale e le mangiamo assieme a lui. Allora, quando è aperta la stagione della caccia, se c'è frutto pendente, i cacciatori non possono transitare sui terreni agricoli. Se il terreno è a riposo, possono transitare perché la stagione di caccia è aperta. Certamente nella pianura padana abbiamo limiti aree impossibili, perciò fermiamo le auto Euro 5 e poi passeranno ad attaccare il grana padano, il prosciutto di Parma, i pomodori, il vino e il lambrusco, per esempio. E tanti saluti, Maurizio. No, hanno già fatto questo con il semaforo francese, quello che diceva che il grana padano faceva male, mentre invece le bibite coi coloranti ti fanno resuscitare pure i morti. Per quanto riguarda l'istituto del referendum, perché non chiedere ai greci cosa ne pensano? Buona giornata, Dario. Bella domanda. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto Antonino? Ciao Guarda. Mario. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno a te, benvenuto. Allora, oggi, stamattina volevo fare uno sfogo di cui la gente magari potrà anche fregarsene altamente. Io ieri sera ho assistito a una squallida marchetta, va bene, per il libro e la propaganda pro roba di quel Guitto da strapazzo di Benigni in prima serata. E ho visto un Bruno Vespa, un uomo di 80 anni e con più di 50 anni di onorato servizio in Rai, letteralmente umiliato, inginocchiato, è preso per i fondelli da un tipo del genere. A questo punto, vede, il problema dell'informazione primaria, le ho accennato, Danna, l'intervista l'altro giorno di Chiocci al Messaggero, che ha fatto capire che alla fine il Rai nell'informazione comanda sempre la compagna Monica Maggioni.
Allora, la domanda che si fa un elettore medio di centrodestra, e me la faccio io, va bene, a cosa è servito dare il voto al centrodestra alle ultime elezioni, se poi alla fine comandano sempre quelli che c'erano prima? Vedi, di Mediaset me ne posso anche strafottere, va bene, perché è una TV commerciale, va bene, fa gli interessi, ma io avrei sperato almeno un cambio di passo nell'informazione, visto anche le inchieste, sempre a senso unico, i programmi, i report con 99% di inchieste sempre sul centrodestra. Cioè, non dico un cambiamento radicale, ma un cambio di passo. Dico questo esempio, va bene, quella squallida marchettaccia di ieri davanti a 4 milioni e mezzo di spettatori in prima serata, va bene? Un minimo di cambiamento nell'informazione, un cambio di passo, ma alla fine, se comandano sempre quelli che c'erano prima, che abbiamo votato a fare il centrodestra, e io farò una dichiarazione ancora più forte. Vede, ormai sono passati 3 anni, dice ma diamogli tempo, c'è stato il giro di boa e ho visto che in tante cose non è cambiato un cazzo, va bene? Io ho creduto tanto, e mi dispiace Dan, in Matteo Salvini e Giorgia Meloni, un po' meno in Tajani, perché conosco il personaggio, e faccio un appello a tutti gli ascoltatori di questa radio, ma è cambiato tanto, a cominciare dall'informazione. Comandano sempre quelli che c'erano prima. Quindi da oggi in poi io faccio una dichiarazione ufficiale, di cui ovviamente gli ascoltatori, lei se ne strafotterà altamente, dice Mario D'Arieti non è nessuno. Io andrò ad ingrossare, dopo la marchetta fatta in prima serata e l'umiliazione di Bruno Vespa, andrò ad ingrossare l'enorme esercito degli estensionisti. Da me il voto non lo avranno mai più, perché basta col giustificazionismo, diamogli tempo, sono passati 3 anni, il tempo gli abbiamo dato, va bene, e io ancora vedo la RAI come un soviet. Ve ne strafotterete? Lo so, se ne strafotteranno, ma io entro ufficialmente, sarò sempre un anticomunista viscerale, ma entro ufficialmente nell'esercito degli stanzionisti. Basta, basta, basta. Antonino, attiva il microfono. Ah, ecco, pronto? Chi è là? Ciao Antonino, sono Nando da Pioltello. Ciao, Ma lo Nando, sai che ecco. sulla RAI stavo facendo anch'io qualche considerazione, no? Il centrodestra dovrebbe difendere le radici culturali giudaico-cristiane. La RAI ha 3 trasmissioni, sulla via di Damasco per i cattolici, o per meglio dire per i cattocomunisti bergoglisti, a protestantesimo, che è un monopolio valdese con qualche spazio per i luterani, ma comunque tutta gente di sinistra anche lì, e Sorgente di Vita invece parlare di cultura ebraica, fa le biografie, ma come siamo belli, come siamo intellettuali, come siamo progressisti, come siamo ebrei, viviamo felici e contenti nel giardino dei Finzi Contini, bla bla bla. Ecco, io vorrei che il centrodestra queste 3 rubriche le spazzasse via con la ruspa per fare qualcosa di nuovo, magari mettere assieme un cattolico come Antonio Socci, un'ebrea come Fiamma Nerestein, un protestante come Alessandro Iovino, che tra l'altro è sotto contratto con Rai News per seguire Trump in America, fare una cosa un po' più adeguata a quelle che dovrebbero essere le nostre radici giudaico-cristiane, almeno su questo, almeno su queste cose culturali che dovremmo portare avanti e difendere. Ciao Mario, ciao. Ciao Nando, ma guardate, Mario dice una cosa giusta quando dice che effettivamente non sembra essere cambiato molto il RAI. Però non può essere un buon motivo per dire vabbè, non vado più a votare. È questo che io non condivido. Per un motivo molto semplice. Resta quello che ho detto l'altro giorno davanti alle sue osservazioni. La RAI, in quanto tale, deve essere lo specchio del governo che al momento c'è al potere.
o comunque i vari partiti devono avere anch'essi le loro teste di ponte dentro la RAI, perché se no continueranno a esserci sempre le teste di ponte degli altri che continueranno a fare quello che vogliono, a propinarci quello che vogliono, molto semplicemente. Ultima telefonata, pronto, chi è là? Allora sono io. Buongiorno Sì. Antonino, sono Adriana. Buondì. Io ho ascoltato lo sfogo di Mario, però quello che mi chiedo, come vale la matita quando andiamo nelle cabine elettorali, così vale il telecomando. Io certe trasmissioni non le guardo più perché spero vivamente che loro vadano a vedere chi ascolta questi canali. Di conseguenza io ho sentito che c'era Benigni, mi dispiace, ma non avevo voglia di ascoltarlo. Di conseguenza per conto mio dovremmo essere noi a scegliere. Purtroppo loro vanno avanti dritti per la loro strada, come giustamente hai detto tu, però sta a noi dare più o meno credito a queste persone, almeno io la penso così. Buon lavoro Antonino. Grazie, infatti ieri sera mi sono visto Don Camillo, Monsignore, ma non troppo, su Iris, per cui già che c'ero, anzi sul 34 era, no? Su Iris, sul 34. Quindi film gradevolissimo, godibilissimo, di un'Italia politica nettamente migliore. Abbiamo finito, bella gente, adesso abbiamo il Bamba della settimana, Giovanni Sallusti e un altro implacabile quale Vittorio Feltri, e dopo Auto da Fe con Giulio Cainarca. Pace e bene a mani piene, noi ci ritroviamo alle 18:05 trattabili. Ciao! Avete ascoltato